In chiusura allo sport, il calcio con la presidente della provincia di Venezia Francesca Zaccariotto, che ha voluto incontrare e premiare il Portogruaro, come sappiamo promosso pochi mesi fa in Serie B e ora autentica sorpresa della serie cadetta. Vediamo. A ricevere il Portogruaro, arrivato in motoscafo a Cacorner, c'erano la presidente Francesca Zaccariotto e l'assessore allo sport Raffaele Speranzon. Un gruppo giovane di età e allegro nell'umore grazie ai risultati ottenuti nelle prime 3 partite di campionato. 2 successi e una sconfitta che hanno fruttato i 6 punti che hanno issato la squadra granata al secondo posto, alle spalle del Modena e del Novara. Oggi il Porto è stato premiato per il successo nel campionato di Serie C che ha portato alla promozione. L'augurio è che fra 9 mesi si festeggi la salvezza in Serie B di una squadra che, come Cittadella e Chievo, è un esempio di sana gestione che molti dovrebbero seguire. Per chi conosce il cuore, la determinazione e l'impegno dei ragazzi, dei calciatori del Portogruaro e dei dirigenti del Porto Summaga, non c'è nessuna sorpresa in questo secondo posto dopo 3 giornate. Fabio Viviani, indimenticato protagonista del Vicenza di Guidolin, capace di vincere una Coppa Italia, si è seduto sulla panchina che Fabio Corini ha rifiutato, ritenendo la rosa non all'altezza della situazione. Viviani sta dimostrando il contrario. Io l'ho valutata e la valuto come una grande opportunità, io voglio fare questo mestiere, questa professione, quindi avere l'opportunità di lavorare in una società di Serie B per me è una grande opportunità. Giovane la squadra, giovani i giocatori, giovane il tecnico, giovane anche il direttore generale che deve lavorare tenendo 2 occhi fissi sul bilancio. La politica dei piccoli passi, noi senza fare spese folli, con il nostro bilancio che è da guardare prima di qualsiasi altra cosa, se siamo bravi a trovare sul mercato giocatori che rientrano nei nostri parametri, fino ad oggi l'abbiamo dimostrato, speriamo di continuare. E da Venezia è tutto, vi lascio a Treviso, grazie, buona serata, arrivederci.